Sventolano oltre 3.000 bandiere di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia al Palageox di Padova sulle note di Man in the Mirror di Michael Jackson, mentre Giorgia Meloni si scatta un selfie con il candidato presidente Alberto Stefani. La colonna sonora e la fotografia della chiusura di campagna elettorale di quello che vuole essere un centrodestra che punta non a vincere ma a stravincere, come hanno sottolineato tutti i leader di partito che hanno sfilato sul palco. Oltre ai gusti musicali che io e Alberto condividiamo, c'è un'altra cosa che mi rende orgogliosa di lui. Alberto non ha paura di dire chi è, non ha paura di raccontare la sua fede, i suoi ideali, i suoi valori. Oggi mette tutto questo a disposizione vostra, a disposizione del Veneto, per continuare a governare bene questa regione. Lo farà ovviamente con a fianco una squadra forte. Sono certa che lo farà con una numerosa e qualificata pattuglia di consiglieri di Fratelli d'Italia, con una qualificata pattuglia di assessori di Fratelli d'Italia, forti delle nostre idee, forti della fiducia dei nostri cittadini. Candidato leghista ma con una squadra forte di Fratelli d'Italia, l'auspicio della Premier, che ha ricordato come lei e Alberto Stefani abbiano iniziato a fare politica a 15 anni. Filo conduttore della serata, il ricordo del buon governo di Zaia, ringraziato da Matteo Salvini, ma lo sguardo verso il futuro della regione. L'obiettivo rimane 0 clandestini, 0 campi rom, 0 meschee abusive, fuori tutti, o per meglio dire fora tutti o fora dai bai, come si dice a Oxford. L'attacco al centro-sinistra, più che Elly Schlein, che questa sera a Mestre chiuderà la campagna elettorale dello sfidante Giovanni Manildo, è rivolto a Maurizio Landini e alla CGIL. Essere contro il governo non significa che non bisogna aumentare lo stipendio ai medici e agli infermieri del pronto soccorso. Uno può criticare il governo, è legittimo, per carità, ma il sindacato deve difendere i lavoratori, non fare la quinta colonna dell'opposizione. Insieme ai vertici di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia parlano anche Maurizio Lupi per Noi Moderati e Antonio De Poli per l'UDC. Stefani, emozionato ma determinato, promette un governo della regione senza polemiche ma di fatti concreti. Che è necessario illustrare a più veneti possibile il nostro programma, a dare il massimo e a fare il massimo. Poi quello che conta sarà governare. Ai veneti interessano poco queste dinamiche, interessa che ci sia un'amministrazione regionale forte, soprattutto che sia in grado di collaborare e che dia risposte ai cittadini. Abbiamo delle grandi sfide.